parliamo con un numero elevatissimo, tra poco scendiamo dalla piazza del Campidoglio e vedremo uno di questi strumenti, di turisti. Un numero di turisti che sfiora la metà del totale dei turisti che vengono a Roma, e parliamo di milioni di persone. Quindi abbiamo messo in campo lo 060608 aumentando nella potenzialità, aumentando di 2 lingue la capacità d'ascolto, perché la lingua è il primo problema che hanno tutti i turisti che arrivano a Roma, soprattutto se non sono inglesi o francesi, e quindi proprio tutto l'Oriente del mondo, che è una parte importante oggi, ma sarà la più importante tra 3, 4, 5 anni. Noi parliamo giapponese, parliamo cinese e abbiamo 412.000 contatti per il 2010 previsti, personali, persona a persona. Abbiamo attraverso il sito 840.000 contatti. Abbiamo attraverso i Tourist Angels, qui vedete la maglietta caratteristica che indossano con il cappellino, ma adesso li andiamo a trovare, credo, su piazza del Campidoglio, anche loro parlano lingue orientali, oltre ovviamente inglese, francese, tedesco e spagnolo. E con i City Angels contiamo di contattare 600, o di essere contattati, è più corretto, perché sono i turisti che riferiscono e chiedono. Sono dei punti di informazione turisti mobili e sono circa 600.000 i contatti. Con i nostri famosi PIT, i punti di informazione turistica fissi, contattiamo all'incirca 2.600.000 persone, o sempre meglio, contattano noi 2.600.000 persone. Poi abbiamo un'altra possibilità attraverso una card distribuita con il Roma Pass, che consente un contatto diretto con messaggini, SMS sul telefonino e scambio di informazioni con i turisti, con altri 220.000 turisti fino ad oggi. Insomma, noi riusciamo a contattare 5.264.000 turisti alla fine di quest'anno, o meglio ad essere contattati, sbaglio sempre, perché sono loro che chiamano noi o vengono a trovarci. E se vedete il processo esponenziale di aumento, immaginiamo che nel 2011 noi arriveremo a 7-8 milioni di contatti. Se pensate che a Roma arrivano 10 milioni e mezzo di persone nel 2010, noi immaginiamo, capite che riusciamo a parlare con quasi la totalità dei turisti che arrivano. Sono azioni giganti queste, perché i numeri di Roma non sono eguagliati da nessuno in Europa, tranne 2 altri grandi capitali. Ci sono paragoni in Italia, paragoni li facciamo in Europa e sono soltanto Londra e Parigi, basta, non c'è nessun altro, e noi stiamo lavorando alle spalle di Parigi per recuperare questa seconda. Il primo sarà molto difficile anche entro il 2020, come io dico, noi riusciremo a raddoppiare le presenze nel quadriennio che va tra il 2016 e il 2020. Raddoppiare le presenze, non più 2, più 3, più 4, più 5, in campo questa strategia del secondo polo turistico, 5 turismi in più a quello unicamente conosciuto per Roma, l'archeologico, monumentale e religioso, serve a raggiungere e superare Parigi, che questi turismi li ha già da un pezzo. Siamo applicati ad un'altra problema che abbiamo incontrato appena arrivati, grande lamentele di tour operator e di turisti che non sanno come orientarsi nella grande città di Roma, che è la più grande città che c'è in Europa, e quindi abbiamo anche la difficoltà di orientamento. E insieme con Federalbene e con Promo Roma abbiamo messo in campo una strategia di nuova segnaletica turistica di facile lettura, ma anche periferica, non soltanto centrale, che sarebbe scontato, ma anche periferica, e devo dire con la loro collaborazione a Comune questa cosa costa nulla.